Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, giovedì 30 aprile, puntata numero 140, mancano appena 3 giorni alla sfida del Cagliari in casa del Bologna allo stadio Dallara, ricordiamo sarà domenica alle 12:15, avremo modo oggi, nella prima parte di parlare un punto di basket e poi nella seconda parte avremo ospite Francesco Livorti, Canale 88, dove andremo a parlare un po' del prossimo avversario del Cagliari, ma diamo anche il buongiorno a Francesco, ben trovato, buongiorno a lei. In forma? Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, come andiamo con gli oscuranti? Qui già fatto. Grande. In modo che fosse il primo. Quindi non sentiremo trapani, cose del genere? No, trapani no, all'Inter sentirei delle martellate. Comunque, nell'aiutare mi sono fatto male. Guarda, mi si è diviso in due. Sapevo che te la saresti giocata questa. Sapevo che te la saresti giocata, guarda. Buongiorno a Sergio, buongiorno a Stefano. Oggi vediamo se Buonlucari mi darà qualche suggerimento e qualche nuova vignetta interessante. Te l'ho già data, Te l'ho già data. Quindi, buongiorno a Lea, buongiorno a Dani. Grande Fabri, bene Fabri, allora ci vediamo. Assolutamente Fabri, mi raccomando. Adesso siamo quasi arrivati. Luca, raccontaci qualcosa di Sant'Efisio, che tipo era? Non era molto simpatico, sì, però ha avuto più diciamo, diventato più famoso di me. Eravamo tanti amici, però chi lo avrebbe detto? Chi lo avrebbe mai detto? Benissimo, alla fine vedi chi si comporta chi lo avrebbe mai detto? Comunque, allora andiamo un po'. Fra ieri è uscito il report del Cagliari. Pavoletti, praticamente stagione finita, operazione per la pulizia del ginocchio sinistro, Borrelli, anche lui mancherà nella sfida di Bologna, una lesione al bicipite femorale, potrebbe rientrare forse l'ultima giornata, per Mendy si parla di un affaticamento muscolare, potrebbe esserci contro il Bologna, su Rodriguez non c'è alcuna notizia, quindi vuol dire che era semplici crampi, come si suol dire. Esatto. Mentre poi parleremo, dicevo, con Francesco Livorti nella seconda parte, invece ci sono delle news anche abbastanza importanti nel Bologna, perché comunque l'assenza di Rov è sicuramente, non me ne voglio ai tifosi del Bologna, però può essere una buona notizia da parte del Cagliari, che Rov è sicuramente era comunque il giocatore più in forma del Bologna, quindi ritorna Bernardeschi. Esatto. Mi piace questo Rov. Non Rov. Mi piace quel Rov. Rove, esatto, vedi, ci sta. Assenza pesante, esatto, ci assolutamente. Dunque, dicevano poi, dov'era? No, era qua. Ecco, Pavoletti, stagione o carriera finita? Sicuramente stagione. Stagione sicuro. Beh, poi carriera bisogna da capire. Sì, ancora presto. C'è da capire, perché chiaramente insomma, bisognerà un po' vedere intanto cosa avrebbe fatto a prescindere da questa operazione di pulizia del ginocchio,
perché in realtà poi magari la pulizia del ginocchio può essere fatta proprio perché vuoi continuare a giocare. L'opposto rispetto a quello che qualcuno potrebbe pensare. E quindi boh, io continuo a pensare che un anno a Livorno prima di chiudere se lo faccia. Ho sì, questa sensazione. questa sensazione. Sì. Però è solo una sensazione, cioè non è suffragata da alcun tipo di prova, per cui insomma così è. Grazie Roberto per i complimenti, ma insomma ci sta, non possiamo essere tutti belli come Luca, quindi insomma, d'altronde questo è evidente, questo è evidente. Ci dice poi Tracade, ma occhio Orsolini che con noi diventa Vara. Vabbè, lo sappiamo, insomma. È un altro di quelli che ha abbonato, esatto. Ha abbonato al gol. È uno di quelli che, insomma, cioè Lautaro Martinez, che mi pare lui sia assolutamente il top contro il Cagliari. Orsolini, ma mettiamoci anche Scamacca, perché comunque sei parite 6 gol, quindi anche lui ha una buona media. Orsolini è un po' più bassa, però mi pare che ha segnato nelle ultime 4, almeno 3 volte ha segnato. Però ci può stare il gol di Orsolini e magari un gol in più del Cagliari, quindi non ci offendiamo, senza alcun riferimento ovviamente. Esatto, ci mancherebbe, assolutamente. Vedi, Davide dice sarebbe anche una bella conclusione di carriera farsi una alla Livorno per lui. Ripeto, ci può stare come scelta, ci mancherebbe. Chi siamo noi per giudicare un giocatore che vuole giocare magari l'ultimo anno nella squadra della sua città? Ci mancherebbe. Come Scamacca o Leao ci segnano anche Leao, è vero, anche Leao. Scamacca ha 6 gol su 6 partite contro il Cagliari. Sì. Non mi hai sentito quello che è arrivato in media Lautaro. Lautaro è 12-12. Esatto. Il doppio. Quindi, esatto. Però comunque la media è la stessa, c'è un gol a partita. Quindi insomma. Sono loro i due giocatori che insomma, e anche Vlahovic non scherza, comunque la lista è abbastanza lunga. Scherza, Leao, effettivamente, come abbiamo detto prima. Vero. Ci sono quei giocatori che vedono rosso-blu e si esaltano. Vedremo. Vedi, la lista dei giocatori che si esalta sul Cagliari è più lunga delle pagine gialle. Sì, ci sta. Mi ricordo anche un Berezinski Sampdoria, cose del genere. Incredibili. Quei gol assurdi, impossibili. Sì, vabbè, di Lautaro l'abbiamo detto. C'era un'altra domanda. Dov'era? No, l'ho persa. No, era il discorso di Pavoletti. No, ancora il discorso di Pavoletti. E poi c'era il tuo complimento, il complimento fatto a te. Ecco, qual era l'altra. Ci sta. Va bene. Cosa parliamo oggi? Ci dica. Lei ha appena detto prima. No, io ho parlato di Bologna, manca il primo. Di basket hai detto, parliamo di pallacanestro con un focus particolare sulla pallacanestro femminile sarda. Ne parleremo con l'amica collega Laura Fois di Basketland e soprattutto con Nando Mura, che vedo già collegato, quindi direi di farlo entrare, visto che c'è già il nostro Nando con uno sfondo meraviglioso, che è la sua libreria. Ciao Nando, ben trovato e buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Buongiorno Nando. Come stiamo? Ciao Luca. Tutto a posto, finita la passeggiata mattutina. Perché tu sei chizzano, giustamente, quindi ci sta la passeggiata mattutina, doccia, ed eccoci qua pronti a parlare di un argomento scottante. Esatto, perché insomma iniziamo il discorso, poi quando arriverà Laura lo continueremo, perché Laura ha scritto un pezzo di approfondimento sullo stato del basket femminile in Sardegna, che adesso mettiamo anche in condivisione proprio su Basketland. Basket femminile, che succede? Una squadra in A1, Dinamo, fino a un mese fa, 3 in A2, Cus, Virtus Cagliari, San Salvatore Selargius, e poi un movimento da rifondare dal nazionale in giù. Con questa foto, Nando, abbastanza iconica del festeggiamento in casa Dinamo Women della salvezza arrivata al play-out contro Brescia,
Una salvezza è, o meglio, una festa, è un festeggiamento effimero, perché poi qualche giorno dopo il presidente Stefano Sardara, ha detto spacciao sul gioco, come si suol dire. Sì, beh, non è, il discorso è più ampio, più complesso. Vuol dire, negli ultimi 10 anni Sardara aveva creato quella che noi avevamo ribattezzato la pallacanestro Sardara, la Dinamo in A1, le Women in A1 femminile, l'Academy a Cagliari, la Dinamo Lab, cioè il basket in Non ci carrozzina. vuole stare con la cuffietta nell'orecchio, No, non ci vuole stare. Mi pare evidente, esatto. Più le 2 squadre di Serie C, la Torres e la Dinamo, che tra l'altro faranno da sabato la finale per la promozione in B interregionale, anche se non c'è promozione diretta. Quindi, considerato anche le disgrazie della Dinamo maschile, che non è ancora retrocessa e potrebbe anche non retrocedere, ma dovrebbe verificarsi davvero un miracolo, c'è questo impero, questa struttura molto bella che Sardara aveva creato, purtroppo un po' si è sgretolata. Forse non ci sono abbastanza soldi, forse era un progetto troppo ambizioso, ma sta di fatto che la decisione dopo 6 anni di dire alla Dinamo Women finisce qui, chiudiamo qui, è triste perché comunque era una squadra in Serie A1, la Dinamo aveva la squadra in A1 sia maschile che femminile. Sono tutte operazioni che sono state anche discusse, però fanno bene al movimento. D'altronde il discorso è molto più ampio, perché anche il basket femminile nazionale non è che se la passi bene. In Serie A1 ci sono 11 squadre, l'anno scorso era stata la Virtus ad andare via. È un discorso un po' complesso, non c'è una soluzione, perché non c'è. Quando io sento nel calcio nazionale siamo una vita che non facciamo i mondiali e dobbiamo ripartire, come? Ma semplicissimo, giocatori giovani e italiani, ma Francesco, Luca, semplicissimo, tu sei vecchio e straniero, non puoi giocare, solo giovani e italiani, poi se ci aggiungi magari anche bravi o bravini non sarebbe male. Ecco, il basket femminile è così, cioè devi ricostruire, devi costruire un movimento che è in crisi. Adesso gli ultimi successi della nazionale ci hanno un po' fatto tornare il sorriso, però sono poche le ragazze in Italia che giocano a pallacanestro e sono tantissime quelle che giocano a pallavolo. Tutta Italia sa che Paolo Egonu, non cito l'Alessia Orro che è nostra conterranea, ma tutta Italia sa che la Paolo Egonu, se vai in strada a chiedere chi è Cecilia Zandalasini ti dicono cos'è, non lo sanno, ecco, quindi è un problema di comunicazione, di presenza di giocatrici a un certo livello, e quindi bisogna in qualche modo ripartire, ma è un processo lungo che inizia con l'arruolamento, con le scuole, insomma anche il basket maschile in Italia è in difficoltà, cioè non è che a livello maschile vinciamo Olimpiadi ed europei e mondiali, no, sono 20 anni che non vinciamo una medaglia, quindi il problema è grosso e va risolto con delle decisioni semplici, prese giorno dopo giorno, ma quello che è successo l'anno scorso alla Virtus Bologna, quest'anno alla Dinamo, che hanno voluto la squadra in A1 femminile e dopo qualche tempo hanno rinunciato, non è un bel segnale, ecco. Assolutamente no. Facciamo entrare anche Laura Fois. Buongiorno Laura, ben arrivata. Buongiorno, Laura. Buongiorno. Ciao. All'esordio a Buongiorno 131, insomma, dopo tanti mesi ce l'abbiamo fatta. Laura, collega appunto di Basketland. Laura, abbiamo visto anche prima inquadrato il tuo pezzo di approfondimento, no? Sul basket femminile. Nando ha già dato ha fatto il suo primo commento sul momento, che ovviamente insomma è chiaro che sia un momento davvero di grande difficoltà in generale per tutto il movimento. Chiedo anche a te, prima poi magari di addentrarci anche in quella che è stata la stagione delle squadre sarde, insomma, quello che ti ha spinto poi a scrivere queste parole. Devo dire che è stato uno sfogo un po' romantico, perché comunque quando scrivo di basket è un po' difficile mettere da parte la passione, però essendo anche giornalista, sono anche con colleghi, ho cercato anche di essere obiettiva, perché
in realtà, ok, leggere gli articoli del pre, post gara, le interviste, fare i post sui social di quello che ha fatto 30 punti e la prossima settimana ne fa altri 40, però ogni tanto ci sta bene, forse è importante anche fare degli approfondimenti, sederci un attimo e dire ma cosa sta succedendo, no? Lo stava anticipando Nando prima, la situazione del basket femminile in Sardegna in particolare, perché noi partiamo da qua, poi ci apriamo ovviamente al nazionale e internazionale, da pensare. Le women dopo 6 anni in Serie A hanno iniziato questo percorso nel 2020, quando allora c'era la Reyer Venezia e la Virtus Bologna. La Virtus poi ha alzato le mani e resta quindi oggi solo la Reyer, quella società che è capace di avere una squadra ai massimi livelli sia nel maschile sia nel femminile. Sono tanti i fattori, ho cercato veramente di ridurli, anche se poi pensando anche a quello che ha detto Nando, no? Proviamo a far giocare atleti italiani, sardi, ed è molto difficile, soprattutto in Sardegna per le condizioni che ci sono. Però penso anche che si possano fare altre cose, forse una cosa che non ho aggiunto nel pezzo, a parte l'Esperia per esempio, che secondo me è un modello assoluto, perché richiama tanti giovani, perché fanno continuamente camp, perché il ragazzo è seguito dal gennaio a dicembre, ed è molto importante l'allenamento dopo che finiscono i campionati. Qua ad aprile poi finisce tutto, invece è importantissima la fase proprio estiva, dove si lavora su fondamentali. Ci vogliono però anche infrastrutture. Adesso sto aggiungendo un po' di cose, però è importante anche ragionare sul fatto che non ci sono anche poche palestre, anche pochi campetti all'aria aperta dove praticare. Dicevo, quindi quello che stanno facendo invece alcune squadre per sopperire, insomma, alla mancanza oggettiva di giovani, la Mercede, per esempio, la Mercede Alghero da tanti anni pesca ragazze dell'Est Europa. Risultato è prima in serie B, l'Under 19 è stata imbattuta in 16 partite disputate. Se mi viene in mente il San Salvatore con Isabella Ingenito, che è un italo-argentina, ha investito insomma su questi talenti, diciamo, esteri, e quella comunque è una possibile via, anche perché permette alle giocatrici sarde poi di avere più qualità in allenamento. Ecco, Nando, al di là di quello che dice appunto Laura, che è tutto super condivisibile, aggiungo un ulteriore elemento, che è il dispiacere dato dal fatto che comunque la Sardegna, anche se in questo momento magari non sta esprimendo un livello eccellente, ecco, diciamo così, nonostante comunque, chiaramente abbiamo parlato della Dinamo, ma anche delle squadre di A2, appunto quelle che rappresentano a livello nazionale la Sardegna insieme a Esperia, Sennori e tutto, però effettivamente forse manca quella capacità di tradurre in giocatori pronti anche per determinati livelli quella grande passione che comunque resta nell'isola, perché l'isola resta comunque una terra di pallacanestro, anche per usare, no, il nome Basketland. Laura, non so se hai notato questa chicca, diciamo così, per questo lancio incredibile a Nando. Vai Nando. Sì, ma vedi, nel 1971 un tale che si chiamava John Winston Lennon diceva "Imagine there are no countries", che venne tradotto meravigliosamente: immagina che non ci siano confini, no? Stati, confini. Ecco, 50 anni dopo questo testo meraviglioso che tutti conosciamo, questo sogno di John Lennon, è diventato realtà. Cioè ormai, l'ho spiegato tante volte a mio padre che non lo capiva, oggi essere nati in Italia o in Germania, in Portogallo o in Scozia, in Grecia o nella Repubblica Ceca è la stessa cosa. Quindi non dobbiamo più scandalizzarci se
giocatori stranieri, ragazze straniere vengono a giocare da noi? Perché l'Europa, che nel cosiddetto secolo breve si è fatta qualche guerra causando decine di milioni di morti, adesso è uno stato unico, quindi non dobbiamo scandalizzarci se nel nostro paese giocano. D'altro i nostri figli vanno a studiare in Germania, vanno a lavorare in Inghilterra, cioè il mondo è cambiato, quindi questa storia di dire devono giocare gli italiani o devono giocare i sardi non va bene, perché se noi dalla Eurolega maschile togliamo i giocatori americani, no, fai conto che il biondino americano della Casa Bianca dica gli americani non possono più giocare in Europa, l'Eurolega muore il giorno dopo. Quindi il fatto che si possa finalmente, che i nostri giovani, i nostri figli possano andare a giocare dove gli pare e non altrove, perché ci sono state delle guerre, ci sono dei rapporti internazionali, è una cosa bellissima. Quando bielorusse vengono a giocare in Sardegna o ragazze sarde che vanno a giocare all'estero, prima o poi qualcuno andrà in America. Questo va bene, quindi noi dobbiamo partire da questo presupposto, che italiani e bravi è uno slogan che non ci porta da nessuna parte, perché se ci fossero sardi, giovani, bravi, stai tranquilla che giocherebbero quelli. Ora tu mi devi dire, devono diventare bravi, ecco, ma negli ultimi, dal dopoguerra in poi, non mi pare che la Sardegna abbia dato 100 giocatrici o 100 giocatori alla nazionale o a squadre di Serie A. La realtà è questa, va gestita e deve essere gestita con imagine there are no countries, cioè senza confini, ospitando delle persone. Poi è chiaro che non tutto è bello, ma la Sardegna ha 3 squadre in A2, le citava prima Laura. San Salvatore e Virtus hanno fatto i playoff per la promozione in E1, uscendo al primo turno ma alla bella. Il Cus Cagliari non ha fatto i playoff solo per differenza canestri, ecco. Quindi non è che possiamo, come diciamo tante volte, abbiamo detto tante volte, negli ultimi 50 anni il Cagliari Calcio ha fatto una volta, si è qualificata per la Coppa UEFA, in 50 anni una volta, quindi la Sardegna è questa, la possiamo pretendere di avere la squadra di basket in A1 femminile, la pallavolo, la pallanuoto. La Sardegna è una terra di 1,5 milioni di abitanti, la metà sono centenari, ne restano pochi che fanno sport. Quindi la situazione Quello dispiace. che ancora io non ho capito. Scusa Nando, continua. No, finito. Finito. No, quello che ancora non ho capito è se per esempio la Dinamo Women avrebbe avuto più seguito se ci fossero state giocatrici sarde locali comunque. Quello non l'ho ancora capito. Avrebbe dato forse probabilmente una spinta in più, però è questa mancanza di attrattività che comunque viene da tanti fattori. Ma sai, cosa pensate voi? No, io penso che il Cagliari dello scudetto l'unico sardo era il massaggiatore, non era neanche il sardo il massaggiatore nel Cagliari calcio dello scudetto, anche il massaggiatore era il mitico Duri di Viterbo, cioè ci sono delle realtà che da sole non ce la fanno e quindi noi dobbiamo andare avanti. Ecco, molta gente dice sì, ma uno mi ha detto, ma se tu metti i giovani sardi in squadra, il babbo, la mamma, un fratello e il nonno vanno a vedere, sì, ma qui stiamo parlando di palazzetti da 5.000 posti, cioè io non ho 5.000 parenti, non so voi, ma non ce l'abbiamo, quindi devi cercare un modo, e poi la gente va nei palazzetti, negli stadi, nelle piscine o nei campi da tennis e vede la propria squadra che vince. Poi se il playmaker è russo o polacco o portoghese cambia, o di Pirri. cambia poco. No, o di Pirri. Cioè, no, quindi per esempio il fatto che la Dinamo Academy abbia fatto quella prova a Cagliari, ecco, anche lì si dice perché non c'è stato, sai, quel giocatore locale che magari avrebbe attirato più pubblico, eccetera. Ma guarda, perché le abbiamo lette queste cose, non per altro, perché le abbiamo sentite, no? Sono state dette tante cose. Io credo che, per parlare velocemente dell'Academy, che poi vuol dire queste cose sono tutte figlie dello stesso padre, insomma, la fine dell'Academy è la stessa fine che ha fatto la Dinamo Women, è mancato il tessuto, il terreno sotto i piedi, e l'Academy probabilmente il fatto che si chiamasse Dinamo, ma probabilmente anche lì Sardar ha sbagliato
commettendo un errore gravissimo, cioè quello di entrare troppo in sordina. Cioè, se tu apri una nuova attività, sia adesso una squadra di basket, un ristorante o un negozio, devi fare rumore. Qui tu, allenatore, Meo Sacchetti, Pozzecco, cioè devi fare il rumore, invece il Sardo è entrato troppo piano e via. E così come nella Dinamo Women probabilmente sarebbe sbocciato tutto se avesse fatto i playoff, se avesse vinto qualcosa, insomma, invece è stata una cosa abbastanza... Però noi non possiamo pretendere, io questo lo dico da una vita, mi dicono che sono provinciale, ma non possiamo pretendere in una terra di 1 milione di abitanti, un'isola, uno scoglio in mezzo al Mediterraneo, bellissimo, ma pur sempre uno scoglio, possiamo pretendere di avere tutto. Quindi ringraziamo il cielo che noi abbiamo avuto, per dire, negli ultimi 10 anni Gigi Datome, chissà quando lo riavremo. Da 5 anni Marco Spisso è il playmaker della nazionale italiana di basket. Ci sono altri giocatori, altri giocatrici che hanno fatto dignitosamente il loro però è difficile immaginare. Poi sai, la pallacanestro è uno sport molto difficile, Laura lo sa meglio di me. Si gioca col destro, si gioca col sinistro, si attacca, si difende, le regole sono complicatissime, 5 secondi per rimettere, 8 per superare metà campo, altri 14 secondi per... Guardate a mettere nel calcio queste regole. Diventerebbe una cosa terribile. Non puoi stare più di 3 secondi nell'area, non puoi tenere il pallone più di 3 secondi. Quindi costruire un giocatore di basket è molto, molto difficile. Molto, molto difficile e purtroppo, a differenza per esempio della mia generazione, che giocava a pallacanestro 4 ore al giorno, 5 ore al giorno, cioè dopo pranzo tu andavi al campetto a giocare a pallacanestro. Insomma, è come se tu vuoi imparare l'inglese o a suonare la chitarra o una qualsiasi altra cosa, non è che puoi fare 2 ore alla settimana di lezione con un maestro. Tu fai la lezione col maestro, come ho fatto io tanti anni fa con la chitarra, e poi gli altri giorni ore e ore a provare, riprovare e via. Adesso invece è tutto ridotto, mini basket, 2 ore al giorno insieme ad altri 20 bambini, con gli allenatori che ti dicono ricordate di pagare le quote e così insieme anche ad altre 1000 cose da fare, perché il bambino oltre a fare quell'ora di mini basket, la stesso pomeriggio magari c'ha l'ora di appunto di pianoforte, sì, o l'ora di karate, sì. Cioè perché poi va detto anche quello. No, in realtà vi chiedo, perché Laura, tu prima hai detto un problema di infrastrutture, ma probabilmente un problema ancora più, cioè se lo trasportiamo sul piano nazionale, cioè, fondamentalmente il basket ha perso interesse, ha perso appeal in generale, ha perso appeal a livello di sponsor, ha perso appeal a livello mediatico, perché insomma, adesso non per fare il vecchio, tra virgolette, però quando Nando era bello giovane, insomma, quando aveva la mia età, ecco, fondamentalmente, la pallacanestro italiana andava alla Rai, c'era Telepiù che faceva magari le coppe europee, cioè io il famoso tiro da 4 di Danilovic in finale, in gara 5 del derby, la finale scudetto tra Kinder Bologna e Team System Bologna, quindi tra Virtus e Fortitudo. Io me lo ricorderò finché campo e non sono bolognese. Anche alla Fortitudo. Penso anch'io. Però dico, cioè, è un ricordo che mi resterà indelebile nella mia... nei miei ricordi sportivi, ripeto, per quanto non ci sia un legame viscerale con quel momento, no? Cioè non è il gol di testa di Zola alla Juve, per capirci, che ho visto, squadra che tifavo, ero allo stadio, c'era anche tutta una sorta di chiaramente di interesse che andava oltre. Il tiro di Danilovic è un'altra cosa, eppure io continuo a ricordarlo. Perché? Perché il basket faceva parte del racconto sportivo quotidiano. Ora, tu per poter vedere il basket ti devi abbonare a una piattaforma della Lega Basket, che ti costa quindi altri soldi, oltre all'abbonamento classico che tu magari fai sulle altre piattaforme sportive, che possa essere da Zone, Sky e tutto quello che volete. Quindi sono altri soldi in più. Cioè tu non lo trovi neanche il basket andandolo a cercare. Lo devi cercare, cioè devi sapere dove andare a cercare. Ecco, probabilmente anche questo tipo di soluzione, ripeto, lo dico da giornalista, non da esperto di
di pallacanestro, non mi sembra la soluzione migliore per cercare di avvicinare il movimento alla gente, ok? E tutto questo, secondo me... Posso contraddirti? Ci mancherebbe. Negli anni 60 c'era solo Rai 1. Basket in TV non se ne vedeva mai. Lignis Varese ha fatto 10 finali consecutive di Coppa dei Campioni. E quindi comunque sia, appresso a questi successi, si era creato un movimento. A Cagliari il Brill l'abbiamo visto in diretta televisiva solo una volta e per una botta di culo imperiale il giorno in cui ha battuto la grande Ignis, ma in 10 anni di Serie A, in 7-8 anni di Serie A, nessuno ha mai visto il Brill in diretta televisiva. Quindi i motivi probabilmente sono altri, non sono solo legati alla diffusione televisiva. Il problema è nelle scuole basket, nelle scuole di mini basket, ma oggi, a differenza anche della mia generazione, io ho ricevuto, per dire, scusa se parlo di me, offerte per andare a giocare fuori nella penisola, ma allora i genitori non ti mandavano. Oggi appena compiono 16-18 anni, magari sono promettenti, dico: papà, io vado a giocare a Perugia, gioco in B1, mi iscrivo all'università a Perugia, studio lì, e i genitori giustamente sono obbedienti di fare questo, ma sono cambiate tante cose della nostra società, senza dimenticare che ci sono meno bambini, perché non so voi, ma non è che noi siamo circondati da nipotini alle feste di Capodanno. Ci sono, e poi nel caso c'è il calcio, che comunque è un'idrovora che si mangia tutto. Ora il tennis va bene, il nuoto italiano sta andando bene. Il problema è che queste due discipline, questa disciplina complessa come la pallacanestro, va male, soprattutto perché in Italia il 75% delle ragazze, il 75% dei tesserati della pallavolo sono donne. Nel basket sono il 15% le donne, il 20%, quindi stiamo parlando di una scelta da fare sulla base di... E se poi ti capita una Beatrice Carta o qualche negli anni più remoti, Consuelo Scameroni e altri ancora, vanno via, perché devono stare... Lo stesso Marco Spisso alla fine è andato via, cioè da Tome a 16 anni, a 14 anni era già a Siena. Quindi questo è inevitabile, quindi bisogna anche accettare questa situazione e andare avanti. Poi godiamoci quello che c'è, cioè che Cus, Virtus, che sono lì Cus e Virtus sono lì da 40 anni, cioè Cus e Virtus sono lì dal 1980, sono 46 anni. San Salvatore ha fatto la prima A2 nel 90 e qualcosa, sono una dozzina d'anni che fa sempre la Serie A2 e fa praticamente sempre i playoff. Il salto di qualità lo fai, come diceva anche Laura, con impianti migliori, perché il Pala Vienna di Seradius o il Pala Restivo di sono due palloni, no? Come si dice, dove anche penso strutture, dicono penso strutture, sono 200 spettatori, se ci metti appunto i fidanzati e le mamme è già chiuso. Il salto di qualità lo fai come l'ha fatto la Dinamo, quando a Cagliari per le finali scudetto avevano messo 2 tabelloni, 2 mega schermi, uno all'X-Mai, uno in Piazza Unione Sarda, cioè salto di qualità. Però non è che la gente dice nella Dinamo quanti italiani ci sono? 1, sardi 0, no, chi se ne frega. Ti ripeto, il Cagliari lo scudetto, l'unico sardo era il medico sociale, il massaggiatore era, anche i presidenti era di fuori, tutti di fuori, erano tutti di fuori. Laura, Sì. non interessa il basket perché non ci sono squadre sarde che vincono? Ti provoco? No, in effetti anch'io mi ricordo esattamente dove fossi in quel tiro da 4 di Danilovic. Siamo anzianotti. Però effettivamente altri ricordi, sì. Non come però... Luca, che è il più vecchio di tutti, ricordo, in questo simposio, ricordiamolo. Ecco. E mi avete anche sbloccato, insomma, certi ricordi da più piccola. Mi ricordo quando facevo le vacanze estive ad Alghero, nel campetto,
ci giocavo con tutti, veniva anche, mi ricordo, delle serate con Beatrice Carta, che aveva un'amichetta lì ad Alghero, ed erano mazzate quelle sere, ma eravamo tutte le sere là, capito? Quindi un po' c'è quella passione che io vedo sempre più in poche persone, sinceramente, quella fame, non so dove ancora si veda, se no da qualche parte. Ed è vero anche che ti affezioni alle persone. Marco Spisu per noi è un esempio, ed è quello un po' che stanno facendo anche nella WNBA, dove stanno pompando ragazze, l'ultima scelta, la primissima al draft, lo si vede sui social, ha una visibilità mediatica, un carrozzone di sponsor dietro di lei incredibile. Quindi se a livello diciamo americano c'è insomma qualche speranza, noi facciamo i conti con quello che abbiamo. Cioè il fatto che i playoff della 2 femminile si debbano vedere pagando su Flima, cioè, ma di cosa stiamo parlando? Voglio dire, cioè per tutta la stagione si possono vedere le partite su YouTube, perché qualche società paga qualcuno che faccia le telecronache, che faccia lo streaming, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto dai playoff, ma chi paga un abbonamento, seppur irrisorio, a Flima? Cioè ci stiamo autoescludendo così di default. E poi io Guarda, quando hai detto Flima, Luca Di Leonardo ha alzato gli occhi al cielo e ha detto: cosa sarà questa diavoleria che io non conosco? Dice, di che cosa stanno parlando? Non capisco. Diciamo che così E Luca è del settore, quindi non figuriamoci chi non lo è. E poi cosa volevo dirvi? Ecco, mi ricordo anche quello che mi aveva detto Cinzarioli i primi anni della 1, forse già il primo anno, perché lei è diventata capitano della Dinamo. Mi diceva: Laura, io però non vedo ragazzi e ragazze che vanno a vedere le altre partite. Cioè, ritorniamo a quando eravamo noi, no? Piccoli, che eravamo abituati, forse perché il weekend andavamo a vedere i ragazzi della Serie C, e poi le nostre amiche che giocavano in un'altra squadra in Serie B o binazionale. Quindi è vero anche, però diciamo la verità, che molte persone poi si sono disaffezionate, molte società hanno perso quando poi le ragazze diventano insomma maggiorenni, poi chi continua è solo perché ha quella fiamma negli occhi. Sono sempre più poche quelle che continuano, quelle che poi fanno un determinato percorso, perché ci sono comunque anche altri sport, a parte tutte le altre distrazioni che abbiamo, però ci sono anche sport molto competitivi. C'è il calcio femminile che vedi su Sky, ma anche lì c'è un problema di budget, perché solo le grandi scuole di Serie A, poi Roma, Juve, Milan investono su questo settore. Tutto sta a iniziare, non parliamo del tennis, che ha insomma in Sinner il dio assoluto, però adesso vedi più gente che fa uno sport come il padel e il tennis, invece vedo pochi ragazzi invece lì ai campetti, quindi ci vuole uno sblocco. Sicuramente la nazionale azzurra, la femminile, vedremo adesso a settembre i mondiali. Però da una parte forse ci vogliono anche più risorse pubbliche, non che la Dinamo non ne abbia preso di soldi per la Dinamo Lab e le Women, e poi vabbè. Maggiori risorse pubbliche, più risorse private. Ma c'è una leggera... Non peraltro, cioè per il discorso... No, quello senza dubbio, però cioè, probabilmente quello che manca alla pallacanestro sarda in questo momento, e penso addirittura, cioè, a quella femminile ancora di più, è proprio anche la creazione di un sistema economico intorno, un gruppo di
Guarda che hai scritto a me di Leonardo, non hai scritto all'altro Francesco. No, infatti Dicevo, è il fatto che non esista una struttura di sponsor globale, un po' come succede per esempio appunto non solo nel calcio, ma abbiamo citato il tennis. Adesso in questi giorni a Cagliari c'è la TP 175, cioè, tranne il primo giorno che c'erano ancora le qualificazioni, dal secondo giorno di torneo, quindi da martedì, era strapieno lo stadietto, diciamo così, il centrale del Tennis Club Cagliari, che ancora è un impianto di un circolo, ricordiamo. Infatti Binaghi anche ieri lo ha detto, ha dato un po' di sferzate anche al discorso della politica, dicendo occhio che qua si perde il treno per il palazzetto nuovo. Il palazzetto nuovo vorrebbe dire fare anche tornei internazionali, vorrebbe dire veramente portare Sinner e Musetti a Cagliari con la Coppa Davis. Cioè, voi immaginatevi tra 5 anni, 3 anni, finale di Coppa Davis a Cagliari, finali, anzi, perché adesso la formula è anche diversa rispetto a prima, quindi vengono tutti qui e ti ritrovi appunto Sinner, ti ritrovi Alcaraz, ti ritrovi Musetti, ti ritrovi Cobolli, ti ritrovi Hodar, che è il nuovo astro del tennis spagnolo. Cioè, chiaramente è qualcosa che può spostare anche bene gli equilibri, e io penso, mi metto nei panni di uno sponsor che dice, beh, ma scusate, io metto i miei soldi, il mio marchio su questo torneo, non lo metto magari sulla serie di A2 femminile, perché cosa mi porta a livello di visibilità la serie A2 di basket femminile? Perché poi ora, che soldi ce ne sono ancora meno rispetto al passato, e questo incide, perché o il discorso delle risorse pubbliche che facevi tu, Laura, torna un po' agli anni di quando eravamo bambini noi, quando Nando ce l'ha raccontato in diverse occasioni, no? Mamma Regione, cioè vini, com'è che era? Vini di Sardegna, insomma, lo sponsor che avevano tutte le squadre sarde che facevano i campionati nazionali, e che effettivamente erano sovvenzionate quasi esclusivamente dalla regione, per un discorso di marketing, un discorso di pubblicità, quello che vogliamo. Però è chiaro che per me non è quello adesso neanche tanto quello la soluzione, è quanto più riuscire a rendere appetibile e attrattivo tutto il movimento, in maniera tale che appunto dai bambini piccoli aumenti anche la cultura, o meglio che torni quella cultura che c'era magari quando eravamo più ragazzini noi. E poi soprattutto cercare di far sì che il tutto diventi appunto più appetibile anche per sponsor, per visibilità, perché poi alla fine ora di questi tempi quello è tutto, cioè la visibilità, essere fruibili diventa fondamentale, perché ora appunto sono tutti appassionati di tennis. 10 anni fa in Italia probabilmente, non dico che non si sapesse cosa fosse il tennis, però insomma, mi ricordo bene anche quella che era la copertura di tutti i vari tornei. Adesso tu hai citato un torneo di Monteurpino, Cagliari ha ospitato anche molte partite di Coppa Davis, ma per restare al basket il torneo della FIP, no? Il City of Cagliari, che è l'equivalente di un concerto degli U2, certo che andiamo tutti a vederlo, però poi gli altri 364 giorni dell'anno devi vedere le tue piccole band di quartiere che suonano. Ecco, noi da quel punto di vista siamo un po' viziati, nel senso che ci muoviamo per vedere gli U2, non ci muoviamo il sabato pomeriggio per andare a vedere Virtus San Salvatore o Esperia Virtus Ragusa, che ne so. Cioè, tu devi dire, ok, io porto gli U2 a Cagliari, però il giorno dopo devo fare un accordo, anzi devo farlo prima con tutte le scuole di chitarra della Sardegna. Dico, probabilmente molti di questi ragazzini hanno visto The Edge suonare la chitarra così bene e vogliono imparare. Per cui se tu domani porti a Cagliari i campionati mondiali di nuoto e quindi il giorno dopo i bambini vogliono fare nuoto e non ci sono piscine, e dici, guarda, o vai al Poetto e nuoti dalla rotonda del Lido a quella dell'Aquila, oppure te le stai a casa. Quindi è un problema anche, come faceva notare giustamente Laura, cioè non ci sono impianti a Cagliari, non ci sono impianti in Sardegna, non ci sono impianti scolastici. Se noi facciamo riferimento alle università americane, tutti sappiamo cos'è il March Madness, la finale dei campionati universitari americani vanno a vedere 70.000 persone. Adesso Ellis, il giocatore, il playmaker inglese di Milano,
andrà a giocare nel college, gli danno 3 milioni di euro, 3 milioni di dollari l'anno. Tu immaginati che passa dall'Eurolega, dalla migliore squadra italiana professionista, torna al college per giocare. E il Questa è college la può follia permettersi di totale. pagare può pagarti quelle cifre, quindi siamo completamente... E quindi noi dobbiamo anzi ringraziare tutti quegli eroi che sono senza scomodare Sardra, ma che sono Mura del San Salvatore, il presidente della Virtus, i fratelli Zoccalesperi, Dario Corsi all'Olimpia e tante altre piccole realtà che hanno ancora la voglia, l'entusiasmo per rompersi, spezzarsi le reni per cercare perché se negli anni '80 tu citavi giustamente i formaggi ovini sardi, che una volta in un pezzo era uscito proprio in un titolo, la Sardegna ai formaggi o spazio vini sardi, come se potessi scegliere, una cosa che ci aveva fatto ridere per 6 mesi, però quelli erano 3, 4, 500 milioni che ti arrivavano, e qualcuno dice che quello è stato l'inizio della fine, perché tu dici, ma con quei soldi io apro il catalogo di Postal Market e incomincio a comprare i giocatori da fuori e smetto di crearli. Infatti va anche detto però che queste società come il CUS, la Virtus, San Salvatore, la stessa Esperia, hanno pochissimi, 0 contributi regionali, hanno i rimborsi dei biglietti aerei, ci mancherebbe, però hanno dovuto trovare... Che arrivano tardi poi. Soprattutto, ma quello è per tutti, tanto lo sappiamo. Anche quello, io ricordo che purtroppo loro ancora peggio. è un problema anche quello, molto però importante. sai, però per esempio tutte le volte che io ricordo, per dire, la finale scudetto con Reggio Emilia, i colleghi i dirigenti di Reggio Emilia ci dicevano, cazzo, domenica dobbiamo venire in Sardegna. Ci costa più la trasferta in Sardegna che tutte le altre, che sono Bologna, Milano, Cremona, Torino, Venezia, sei sempre lì nella Valle Padà. Quindi quella trasferta, infatti ci dicono, ma come fate voi? Come facciamo? A Bosa sono fenomenali nell'insegnare le cose al prossimo, ve lo ricordo. Va bene, ragazzi, siamo andati lunghissimi su questa discussione molto molto interessante e vi ringrazio davvero perché insomma sono delle riflessioni che secondo me ci aiutano anche solo per sfogarsi un po' anche sullo stato un po' dell'arte dello sport sardo. Quindi ringrazio ovviamente Laura Fois di Basketland. Ciao Laura, è stato un piacere. Ovviamente ti ricontatteremo più avanti perché insomma il tema chiaramente non è mica esaurito, c'è tanto ancora da dire. Saluto anche ovviamente Nando Mura, ti saluto Nando con i saluti di Nino Locci, ex presidente della mitica Olimpia Sant'Antioco, che insomma sta seguendo la trasmissione e quindi ti manda i suoi saluti. Quindi giusto per chiudere il cerchio. Va bene? Caro Nino. Sì. Va bene. Ringrazio Nino, ringrazio voi e alla prossima. A presto, Nando, noi ci vediamo tra una mezz'oretta, poco più di mezz'ora, quindi a tra poco. Laura, noi ci vediamo presto, ovviamente. Grazie. Grazie davvero e buon lavoro a entrambi. Ciao. Ciao, grazie. Eccoci qua. E voilà. Siamo andati un po' lunghetti, Un po' lunghetti, infatti chiedo scusa già in anticipo al secondo ospite, anzi al terzo ospite di oggi, che faccio presentare a te, ovviamente. Lo facciamo entrare. Buongiorno Francesco, ben trovato. Buongiorno, ciao a tutti, grazie per l'invito. Grazie a te, Francesco Livorti, Canale 88 Bologna, insomma, scusa per il ritardo, ma ci mancherebbe. Del tuo sport preferito. Esatto, parlando di basket, credo che abbiamo azzeccato il giorno giusto per andare un po' lunghi e l'ospite giusto soprattutto da quel punto di vista. Ti chiedo subito qual è la situazione infermeria a Bologna. Ogni giorno c'è qualche notizia, si diceva Bernardeschi quasi stagione finita, almeno questo è quello che trapelava, invece è in gruppo e probabilmente riuscirà anche a giocare contro il Cagliari. Adesso non so, ci dirai se dal primo minuto o meno, però dopo l'infortunio di João Mario c'è stata ieri il report anche l'infortunio di Rov, che comunque potrebbe rischiare anche di aver finito anzitempo la stagione, anche se mancano ormai 4 partite. Dici un po' qual è la situazione in casa Bologna. È incredibile come
Se un giorno abbiamo tutti tirato un grande sospiro di sollievo per rientro in gruppo di Bernardeschi e Casale, il giorno dopo ci siamo praticamente depressi, passatemi il termine, con il duplice infortunio di Ro e Cambiaghi. Quindi ci sono 5 giocatori ad oggi, toccando ferro, ai box, che non saranno certamente la partita domenica alle 12:30 contro appunto il Cagliari, e sono Ro, Cambiaghi, Skorupski, Dallinga e João Mario. Quest'ultimo potrebbe tornare per la trasferta di Napoli, poi non mi voglio sbilanciare anche perché purtroppo ormai da diverso tempo a questa parte non riusciamo a vedere gli allenamenti. Abbiamo avuto l'opportunità, giocando all'Europa League, di vedere il classico 15 Quarto minuti, d'ora, esatto. il classico quarto Academy, d'ora alla vigilia, però fondamentalmente correvano andature classiche. Addirittura nelle ultime partite Italiano non distribuiva neanche le casacche, quindi cioè, noi andavamo lì con delle idee, tornavamo a casa con più dubbi che certezze, ma questo è un altro paio di maniche. Su Bernardeschi credo che possa partire dalla panchina, perché oltre alla titolarità di Riccardo Solini possiamo finalmente vedere Benjamin Dominguez, che a gennaio è stato veramente vicino a vestire la maglia del Cagliari, però in questa stagione onestamente ha giocato solo 650 minuti circa e deve ancora dimostrare di avere quel talento che l'anno scorso, specialmente tra la fine 2024 e il 2025, ha mostrato con anche la convocazione nazionale dell'Argentina, poi si è un po' perso. Sono d'accordo assolutamente. C'erano magari più aspettative in questa stagione per Dominguez, visto anche quello che aveva fatto vedere lo scorso anno, però varie situazioni, infortuni, un turnover, insomma, anche l'esplosione degli esterni del Bologna, quindi anzi, soprattutto quella. Tra l'altro, ecco, ne stavamo parlando a inizio diretta con Francesco, ovvero Orsolini, che comunque quando vede Cagliari si illumina. Allora siamo arrivati a questo compromesso. Una delle tasse da pagare Esatto, ogni anno. esatto. Già l'andata ovviamente segnò, lo ricordiamo. Però siamo arrivati a questa partita omologata. Okay, Orsolini può segnare, ma il Cagliari farà un gol in più, e quindi siamo tutti felici e contenti. No, ma il problema è che ormai il campionato del Bologna, lo sanno tutti, è terminato. Si cerca di difendere l'ottavo posto, però nella testa dei giocatori, ecco, non li vedo convinti per lottare per questo obiettivo. Però il Bologna ha perso 9 delle ultime 12 partite in campionato al Dallara, quindi c'è la volontà di provare a vincere per scrollarci di dosso questo dato negativo. Infatti, questo è il punto dolente di questa giornata, anche perché il Bologna arriva da 2 sconfitte consecutive. E ti chiedo come sta reagendo la piazza, perché anche qui ho sentito un po' di rumors riguardo un po' all'andamento. Diciamo che forse c'erano più aspettative, vedendo anche il Bologna degli ultimi anni. E allora, come ogni piazza, perché ogni piazza si lamenta, vuole sempre di più, anche a Bologna c'è un po' di maretta, possiamo dire questo? Io faccio un passo indietro. Bologna ha giocato 4 competizioni, ha conquistato la finale di Supercoppa e quindi tantissima roba, onestamente. Peccato, però dall'altra parte c'era un Napoli che ha dominato la partita e ha vinto 2-0 senza, fra virgolette, rischiare nulla. Poi andiamo all'Europa League, quarti di finale, anche qui peccato l'uscita con l'Aston Villa, però onestamente l'Aston Villa è la squadra che, se non vincerà il torneo, ci arriverà veramente vicino. Per il Bologna il grande rammarico è l'andata, dove avevi giocato molto bene ma comunque perso 1-3, e ci ricordiamo anche gli errori della retroguardia rossoblù. La Coppa Italia, il Bologna aveva la coccarda sul petto, bisognava difendere una competizione che l'anno precedente era stato conquistato in maniera più che meritata, percorso magari fortunato, ma intanto devi vincere questo tipo di trofeo. Tante squadre adesso in Italia farebbero carte false per poter vincere la Coppa Italia. Sei uscito ai quarti di finale contro la Lazio, una Lazio che poi ha conquistato la finale, tra l'altro come ha superato il turno col Bologna, ha fatto lo stesso con l'Atalanta, cioè ai calci di rigore. Bisognava chiudere la partita entro i 90 minuti regolamentari, però onestamente se si vanno a guardare anche i penalty sbagliati, cioè Orsolini e Ferguson, due tiratori. Ferguson fino a quel momento era 16 su 17, Orsolini 23 su 26, poi quest'anno Orsolini ha litigato spesso e volentieri con i calci di rigore e arriva al campionato. La rosa del Bologna vale più o meno l'ottavo posto, tra il settimo, secondo me, e il nono. Se poteva andare bene magari arrivava al sesto posto, però le big
non hanno mica fallito, sì, tolta la Fiorentina e la Lazio che comunque sta avendo delle difficoltà, ma è stato bravo Sarri a conquistare la finale di Coppa Italia. Il grande difetto di questa stagione del Bologna sono, come dicevo prima, le 9 sconfitte in casa, a maggior ragione se sono arrivate nelle ultime 12 partite. Il Bologna che aveva cominciato il campionato nella maniera più perfetta possibile, tanto che qualcuno parlava anche di scudetto, poi qualcosa ovviamente stato perso per strada, qualche certezza è svanita e qui il grande vortice di sconfitte casalinghe. La piazza, più che tutto quello che ho detto prima, imputa al Bologna proprio la mancanza di atteggiamento giusto in determinate partite. Ci viene in mente quella con la Cremonese, quella col Verona, con la Fiorentina, con la Lazio e potrei andare avanti perché purtroppo le 9 sconfitte interne, spesso e volentieri anche su Canale 88, le ripeto sempre. E i fischi sono arrivati in una sola circostanza, con la Roma sabato, ma non tanto per la sconfitta in sé per sé, perché si è subito il secondo gol in maniera goffarda e quindi la frustrazione di essere andati all'intervallo sotto i 2 reti, avendo subito gol proprio all'ultimo secondo della prima frazione di gioco, che tutto il resto. Poi, onestamente, devo dire che l'80° lo stadio si è praticamente svuotato, c'erano più di 29.000 persone e la gente non ha fischiato perché si era andata prima dallo stadio, ma non tanto contro la posizione in classifica del Bologna, quanto per l'atteggiamento, perché se contro la Juventus ci si poteva aspettare magari la scarica psicologica dopo l'uscita di scena in Europa League, con la Roma ci sta a perdere, ma non in questo modo. Non ci sta. Fra? No, era proprio sul discorso un po' di queste 2 velocità della stagione del Bologna, che insomma è già chiaramente un po' affrontato come tema, però ecco, è strano comunque per una squadra che all'inizio dell'anno, io mi ricordo, Bologna aveva 3 centravanti, e ne avevamo parlato, se ti ricordi, anche quando si è venuto nella gara d'andata, e oggi si ritrova invece con un unico centravanti che sta facendo gli straordinari. Insomma, questo dimostra un po' anche come davvero all'interno di una stessa annata le cose possano cambiare. No, ti faccio una domanda invece sul futuro, oltre che chiaramente su quello che può essere la partita di domenica, però proprio in generale su quello che attende il Bologna, perché le parole di Italiano della serie, per semplificare, no, forse qualcuno si è abituato troppo bene, cioè ci sono delle pretese un po' esagerate, no, per banalizzarlo all'estremo, per fare prima. Per me non sono mai parole, anche qualunque sia l'ambiente, no? Perché le ho sentite anche da Stefano Sardara, visto che si parla di basket, quindi tu ben capisci di cosa si tratta. Cioè lo stesso Sardara che nel momento in cui la Dinamo, appunto quest'anno, purtroppo sta rischiando di retrocedere, dice forse la piazza qualcuno si è abituato troppo bene. Non lo so, a me sembrano sempre parole di sconfitta. Poi non so tu come veda questo discorso, però anche il fatto che Italiano sia stato accostato nuovamente ad altre panchine, cioè che futuro attende secondo te il Bologna? Che stagione sarà la prossima? È una ottima domanda, secondo me nemmeno saputo i dirigenti rossoblu riescono a rispondere a questo quesito. A dir la verità, Italiano ha ancora un contratto fino al 2027 con il Bologna, tra l'altro 3 milioni di euro meritati fondamentalmente grazie al successo della Coppa Italia. Le parole che tu hai sottolineato sono veramente importanti perché è un messaggio indiretto alla società, nel senso, va bene il contratto, al di là di quello che posso avere come richieste in una delle panchine delle big, io resto qua però se la voglia di ritornare in Europa c'è anche attraverso il mercato estivo, perché quest'anno è finito un ciclo, lo possiamo dire con tanti dei ragazzi rossoblù e quindi a chi arriverà quest'estate si capirà cosa vuol fare da grande il Bologna, che onestamente, cioè, io ho raccontato prima, il Bologna ha la rosa da 8° posto, devi essere bravo tu a scalare magari 1 o 2 posizioni e devono essere, diciamo, in difficoltà le altre big
come poi è successo 2 anni fa quando Bologna è arrivato al quinto posto e poteva arrivare anche più sopra, però poi il pareggio di 3-3 con la Juventus è arrivato in extremis e la sconfitta col Genoa era fondamentalmente già finita la stagione, perché il Bologna aveva già conquistato la Champions League, tant'è che aveva già festeggiato proprio con i tifosi questa competizione, l'accesso alla massima competizione europea. L'anno scorso il Bologna era a poche giornate dalla fine del campionato ancora in corsa per la Champions, si è vinto la Coppa Italia, quindi le ultime partite il Bologna le ha giocate in ciabatte. Quest'anno invece comunque nessuna big ha fallito, quindi oltre a essere bravo tu con l'ambiente giusto, perché poi alla fine uno dei tanti segreti del Bologna era l'unità con i tifosi, i giocatori giusti, andranno via credo tra i 6 e i 10 giocatori, ma per scadenza naturale del contratto, perché magari hanno altre ambizioni i giocatori stessi, e poi da capire l'allenatore con la dirigenza quanto si vuole programmare ancora. Il contratto c'è, ma lo sapete meglio di me che purtroppo nel calcio di oggi i contratti sono fatti anche per non essere rispettati, quindi credo che ci sia la volontà di poter restare su palcoscenici così interessanti come l'Europa League, come anche la Conference League, come comunque l'Europa, però bisogna anche dimostrare con il lavoro e con le idee, oltre che col portafoglio, di poter ritornare in teatri pazzeschi, perché anche al presidente, a tutti i dirigenti, il voglino lì, quello che tutti noi desideriamo ambizioso tra Champions League e Europa League, è rimasto. Quindi la volontà di lottare per l'Europa, e Italiano ha detto attenzione perché la piazza si è abituata bene, quindi non possiamo, fra virgolette, temporeggiare troppo. Poi credo che tutti i tifosi siano arrabbiati, fra virgolette, sempre con il termine che ho utilizzato in precedenza, perché quest'anno sono tante sconfitte in casa, però c'è la possibilità ancora di arrivare al 7° posto, che di fatto non garantisce a causa della Lazio la Conference League, ma a tanti giocatori viene diciamo imputato il fatto che non ci si è nemmeno provati ad andare in Conference League, quindi tutti i tifosi vogliono vedere la fame, compreso Italiano, che è il più affamato di tutti. Esatto. Ma secondo te, appunto, tutta questa ipotizziamo appunto Bologna fuori da ogni tipo di competizione europea, delusione e tutto, l'anno prossimo però potrebbe essere preso proprio per una ripartenza in generale del progetto, perché comunque il progetto Bologna, io non so, chi ci segue da tempo sa qual è la mia posizione. Per me ancora più che l'Atalanta, secondo, cioè per il Cagliari, è il Bologna che va preso come esempio, perché il Bologna per anni ha vissuto la stessa situazione di, tra virgolette, mediocrità, tra virgolette, lo specifico nuovamente, che vive il Cagliari in questi anni, no? Cioè questo su e giù magari anche dalla Serie B, salvezze sciape, quindi senza sapore, campionati magari che si allungano fino all'ultimo soltanto perché nel momento in cui dovevi dare una sterzata non sei riuscito a darla, e poi invece il Bologna, chiaramente anche con grandi investimenti, ci mancherebbe, ma i grandi investimenti sono arrivati anche grazie al fatto che si è puntato per esempio su un dirigente illuminato come Giovanni Sartori, che ti ha fatto fare lo switch, perché poi quello è, perché non è che saputo sia diventato ricco tutto all'improvviso, ecco, è sempre stato chiaramente un presidente munifico, però è chiaro che se tu hai uno che ti fa spendere i soldi nel modo giusto, è più facile poi riuscire a performare. Quindi ti dico, non è che magari l'anno prossimo potrebbe essere l'anno di ripartenza dopo la stagione di quest'anno, che poi io ti dico, personalmente dall'esterno non mi sembra una stagione deludente, perché sei arrivato in fondo in Europa League, hai perso contro una squadra che onestamente è di un altro livello, ma perché la Premier League ha dimostrato di essere un campionato di altro livello rispetto all'Italia, quindi può essere così secondo te? Sì, io do 6,5 alla stagione del Bologna, a patto che si arrivi all'8° posto, perché in tanti si dimentica come finisci la stagione più che come le inizi, e quindi mi dispiacerebbe, ecco, se in queste ultime 4 partite il Bologna dimostra di essere in vacanza, come poi ha fatto vedere con la Juventus e con la Roma. Adesso il Bologna ha il Cagliari in casa, poi la duplice trasferta Napoli e Bergamo con l'Atalanta, e chiude in casa con l'Inter. Come dicevo prima, al di là dell'allenatore, in tanti giocatori andarono via, ma non tanto perché non si è conquistato l'Europa nuovamente in questa stagione, ma perché
è arrivato un punto di fine ciclo, e ci può stare, che dura non solo dai 2 anni di Vincenzo Italiano, ma anche dalle 2 stagioni di Thiago Motta e fondamentalmente la creazione dell'unità del gruppo, che abbiamo più volte anche parlato su questa emittente quando ci sono gli ospiti, è inculcata da Senisa Mihajlovic. Questa rimarrà sempre all'interno delle segrete stanze di Casteldebole, però ci sono tanti giocatori che andranno via o perché non hanno reso, o perché vogliono provare altre avventure, o perché sono in scadenza di contratto barra hanno ancora un anno di contratto col Bologna ma preferiscono andare altrove, quindi cambieranno tantissime pedine. E qua Sartori è una garanzia da questo punto di vista, però io credo che il miglior allenatore che possa esserci per poter rifondare ma comunque continuare questo progetto rossoblu è appunto Vincenzo Italiano, che sarà molto curioso da vedere se resterà appunto il tecnico sotto le 2 torri, senza avere l'intralcio, sempre tra virgolette, di una partita europea, perché da tanto tempo Italiano deve fare i conti con il duplice impegno, con la Fiorentina giovedì domenica, col Bologna il primo anno mercoledì domenica, quest'anno giovedì domenica, e più volte ha toccato questo tasto del fatto che un conto è giocare domenica e giovedì, ma quando si gioca il giovedì domenica hai pochissimo tempo per recuperare energie. Il Bologna fondamentalmente tornava venerdì a casa, faceva riposo, una seduta di rifinitura e seduta video ovviamente, e poi si partiva per andare a giocare la partita. Quindi sarà anche curioso come Italiano gestirà la settimana, però è un anno di ripartenza, senza dimenticare quello che di buono ha fatto il Bologna, perché il Bologna è arrivato da 60 anni in Champions League e grazie a Thiago Motta, bisogna dirlo, questo è stato come sogno realizzato. E poi dopo 51 anni Italiano, qualcuno gli potrà dire grazie al fatto che l'Empoli l'ha incontrata in semifinale, però comunque in finale ha dovuto battere un Milan che è vero, era scarico mentalmente, ma comunque lo scudetto del Milan è sempre qualcosa da di fatto rispettare per sempre. Comunque, dopo 51 anni la Coppa Italia è arrivata al Bologna. Ecco perché c'è tanto credito ancora su Vincenzo Italiano, e in molti onestamente vorrebbero ancora Italiano nonostante tutto alla guida del Bologna. Tanto dipenderà dall'incontro Italiano, dirigenti e Saputo, se c'è voglia ancora di continuare tra di loro e di avere questa fame che ha in primis Vincenzo Italiano. Molto bene. Ci sta. Io vado giusto sulla partita di domenica. Pensi che verrà riproposta la difesa 3 o verrà accantonata? È un'ottima domanda. Onestamente, se dico non lo so, vi arrabbiate. Perché non lo so è, penso, il motto di tutti i giornalisti bolognesi. Ci sarà la conferenza stampa sabato. A proposito, la settimana scorsa tutti noi siamo stati sorpresi della difesa 3 perché Italiano non ha parlato in conferenza stampa, anche a causa di tutto il poverone delle sue dichiarazioni post Juventus, dicendo la stagione è fra virgolette finita. Visto, il fra virgolette torna sempre in questa conversazione. E salva tutti. E sulla difesa 3 io credo che è veramente difficile come domanda alla quale poter rispondere, perché la difesa 3 è arrivata non solo per provare magari in un futuro qualche differenziazione, ma anche perché c'è la Roma, quindi se devo puntare un euro lo punto più sul no che sul sì. Poi sicuramente anche quando magari mi chiederete nel corso della trasmissione la prova di formazione, io non la azzecco mai, l'ho azzeccata una volta e siamo a fine aprile. Quindi vi dico la difficoltà nel provare a trovare l'11 di Vincenzo Italiano. E questa è una debolezza ma anche una forza, perché una debolezza può essere in difesa. Non abbiamo ancora capito chi è l'ipotetico titolare affiancato a Lucumi, ma anche una forza perché comunque con la rosa lunga può ruotare tantissimo. La certezza in avanti c'è. Orsolini, Dominguez e Castro. Attenzione a Odgaard, perché ha giocato comunque meglio Odgaard con la Roma nel secondo tempo rispetto a Castro nel primo. 14 volte nelle ultime 15 è partitolare Santiago Castro con Delling ai box. Il mistero è Odgaard fondamentalmente, perché l'italiano ha cambiato modulo, non più il trequartista, l'ho provato a fare indietreggiare, quindi a fare il mediano, ha capito che non è il suo ruolo e dopo finalmente tanto tempo lo ha inserito al posto di Castro, ma perché non c'era Delling, altrimenti l'italiano tornava ovviamente a inserire Odgaard a centrocampo. Sulla difesa 3 io ti dico no, ma sicuramente sbaglierò, ecco.
Però possiamo dare la certezza che Zortea partirà titolare? Non essendoci João Mario, mi stupirebbe vedere Lorenzo De Silvestri titolare. Mi ha stupito vederlo entrare al posto di Lico Giannis nell'ultima partita, però perché Lico Giannis non è ancora in condizione a proposito di ex. Però sì, Esatto. Zortea giocherà dal primo minuto. Ci sta. E a centrocampo Ferguson sta un po' trovando un po' di titolarità, perché anche lì c'è tanto ballottaggio. C'è Povega, c'è Ferguson, c'è Moro, c'è Som. Insomma, Secondo me la garanzia è Moro ovviamente. per domenica. Moro? È Moro perché Ferguson e Freuler anche contro la Roma hanno fatto fatica. Quindi una panchina a Freuler, che sarebbe Freuler più altri 10, il ragionamento infatti, di Vincenzo esatto. Italiano, non mi stupirebbe, perché ha veramente fatto fatica nelle ultime partite. Contro la Juventus non ha saltato sul gol di Thuram, contro la Roma anche lui ha influito nel raddoppio di El Nawi. Quindi non mi stupirebbe vedere Moro Ferguson, e poi io mi gioco la carta Pobega, attenzione a Somma. Ok. In difesa Lucumi e Elland come terzino sinistro, vediamo come sta Miranda, altrimenti Lico Giannis potrebbe ritornare a galoppare sulla fascia sinistra. E in porta attenzione, perché potrebbe esserci potrebbe vedere Pessina. Ok, questa è un po' la situazione. Fra, se hai un'altra Mi domanda... sentite? Sì, perfettamente. Io vi ho perso. Ecco, perché è arrivata la chiamata, ovviamente. Guarda, aspetta Luca, non ti sento, non so perché. Aspetta, sì, aspetta. Dov'è quel banner? Guarda. Ecco, ci arrivava già da solo. L'ha fatto da solo, è smart. Sì, figurati. È un dato di fatto. Quando ricevi chiamata salta subito e non ci sente più. Adesso dovrebbe sentirci, vediamo. Ora dovresti sentirci. Perfetto, fantastico, esatto. No, è quando ricevi una chiamata salta tutto e l'ospite non sente più niente. Perché sono in fortitudo, come puoi immaginare, e senza di me loro non riescono ad andare avanti. Ti giro anche, li leggi i commenti, guarda. Innanzitutto dice: io Francesco saluto solo se è fortitudino come me. Non ci sono bisogno, direi che basta senza rispondere, esatto. Non c'è bisogno di rispondere. Tra l'altro, insomma, anche in questo caso, visto che parlavamo di basket prima, sarà un post season interessante anche in casa Fortitudo, insomma. Molto, sto prendendo i capelli, speriamo però di festeggiare, così diamo una rapata e basta. Molto bene. Francesco, grazie ovviamente per essere stato con noi, per averci fatto il punto sul Bologna, e ti lasciamo Luca, visto che verrà lui domenica a rappresentarci, quindi insomma. Finalmente dopo 5 anni ci conosciamo, esatto. Fanne ciò che vuoi, diceva quello, quindi va bene? Se te lo vuoi tenere, te lo possiamo anche per prestare. qualche giorno potrebbe servirci. Esatto, se alla Fortitudo serve un multitasking, no, Luca serve sempre, un posto glielo troviamo. Esatto, va bene. Grazie davvero. Ma grazie a voi, veramente, come sempre è stato un piacere, un abbraccio, anche buona partita, vinca il migliore. Speriamo di no. Rosso-blu. Una squadra rosso-blu comunque uscirà contenta, ecco, dalla partita. Esatto, almeno quello, oppure un pareggino per farle contente tutte. Va bene, ciao e buon lavoro, ciao. E voilà. Bene, abbiamo chiuso in bellezza, sempre un piacere avere Francesco, perché ti porta carica, cioè poi ha un bel ritmo come parla, insomma, poi a me i bolognesi stanno simpatici sempre, va bene così. Va bene, è de Gricca, capito? Esatto. Sì, assolutamente, sono d'accordo. Cosa vogliamo aggiungere? Niente, che stasera ore 18? Sì, presumo 18, che oggi sono un po' perché devo andare da loro stasera, tra l'altro alle 16:40, sì, e quindi per non essere troppo tirato oggi la facciamo dalle 18. Dai, domani è il 1° maggio, quindi siamo tutti più tranquilli, tra virgolette. Tranquilli è una parola grossa, però. Esatto, molto grossa. Va bene, allora chiudiamo ricordando che chiaramente, come
con Buongiorno 131 ci ritroviamo lunedì. Sì. Ci sarà anche Cagliari Social Arena lunedì, ritornerà. Lunedì sera ci sarà anche Cagliari Social Arena. Stasera Fanta 131 live. Sabato invece ci sarà chiaramente la vigilia di Bologna-Cagliari. Di mattina ci sarà la conferenza di Fabio Pisacane. Si sta giocando, come abbiamo detto prima, il torneo di tennis a Cagliari, quindi seguiteci anche sui social per avere tutti gli ultimi aggiornamenti sulla questione. Ci sarebbe un tema da trattare ora, in questo momento, ma siccome io ho un appuntamento non si può fare, quindi ne parleremo nei prossimi giorni. Va bene? Domani gioca la Primavera, bravo Antonio. Contro il Lecce. In casa alle 13 se non erro. Mi pare alle 13. Mi pare alle 13, anche perché alle 11 sarebbe più che follia, però penso che sia alle 13. Un orario comodo. Sì, un giorno comodo soprattutto per uscire da Cagliari. Esatto. Luca andrà lì dalle 8 del mattino a piedi. Ma faccio questo, faccio venerdì, rimango lì, così domenica mattina sono già lì in aeroporto. Che non ci sarà perché non sarà trasportato dai buoi, ricordiamolo, quest'anno, sì, quindi sarà trasportata a spalla la strada di Sant'Efisio, quindi insomma, vabbè, giustamente bisogna, però il voto è il voto. Certo, va bene, però è un bel mazzo, si può dire questo, che anche due o tre. Io non ci riuscirei, a morirei sicuramente, quindi mi raccomando Luca, domenica lo sai, insomma, hai uno score importante. È uno score importante, quindi. Ma hai già visto anche una sconfitta, quindi sei tranquillo, non ti preoccupare. Vabbè, però, sai, se no, riesco nel senso, non sei migliorare. No, certo, lo dico, non è che, capito, mi pare che insomma non sia assolutamente. Avessi questo potere, lo ripeto, lo userei per altro, non certo per del Cagliari. Esatto, non lavoreresti a 131 sicuramente. Esatto. Va bene. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito durante tutta la settimana, non soltanto oggi. Grazie a coloro che recupereranno anche la puntata su YouTube e su Spotify. Iscrivetevi, seguiteci su Spotify perché insomma ci fate crescere magari anche là. Va bene? Va bene, noi ci vediamo stasera per chi vorrà avere gli ultimi dubbi sul fantacalcio, consigli. Faremo anche domani, ve lo dico già. Gioca Bullet. È in dubbio. Molto bene. Ciao ragazzi, buona giornata. Buona giornata, ciao ragazzi. Sigla. Vai. Ciao. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire, buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno, buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare, c'è tanto da dire, alza il volume, fatti sentire, buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno, buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire, la Sardegna a voce è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno.
Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Nicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.